Bella raga, tutto tranquillo, Veneziano, siamo a Silverstone, Gran Premio di Gran Bretagna e siamo ottavi in qualifica, quindi qualificazione perfetta. Abbiamo previsto pioggia per tutta la durata della gara, quindi sì, diciamo una pioggia leggera, però che comunque impone le gomme intermedie, ragazzi. Qua appunto a fare un bel risultato, riportare a casa punti, visto che la gara di casa anche della scuderia. E niente raga, un P8, che me lo godo. Vai, vai raga. Vai! Si parte, Gran Premio di Gran Bretagna, Silverstone. Mamma mia che rischio. Siamo decimi. Dobbiamo stare molto attenti. Riesco ad andare per campi e non distruggere l'ala. Scodatissima. La macchina è a posto, perfetto. E adesso con pazienza. Ancora abbiamo perso solo una posizione, quindi va bene. Noi siamo il mago della pioggia, è il nostro soprannome. Di solito con la pioggia facciamo i risultati migliori. Ok, adesso concentriamoci per il resto della gara. Vedi Canada. No, non ci credo. Cosa? Mamma mia, vergognoso Nicolino. Vergognoso Nicolino. Hulkenberg mi stava buttando fuori. Sarà prevista così tutta la gara. Previsioni del tempo. Questa pioggia leggera durerà almeno per 20 minuti. Le gomme intermedie sembrano le più indicate per ora. Secondo me hanno fatto più un assetto da bagnato gli avversari, Vedremo. Intanto siamo noni. Giro record di Gigi, fastest di Gigi. Ok, primo un giro andato, ne restano solamente 25. Avrei preferito comunque guidare sull'asciutto, in qua Silverstone, però molto molto competitivo. Con la pioggia è sempre un po' un terno lotto, per quanto ho sempre fatto buoni risultati con questo tempo. Ok, e ok, vai. E mo inizia un'altra gara. Che ci stiamo avvicinando. Non è facile però, siamo a sandwich tra le Renault comunque. Anche i miglioramenti della macchina si notano veramente, sono soddisfatto del motore. Attenzione, yellow flag, yellow flag. Bandiera verde. Qualche tamponamento, niente di che. Mamma mia, per guardare la minimappa, porca miseria. Devo stare molto concentrato con la pioggia, basta un attimo. Butler sta rallentando Ricciardo, comunque. Ok. Questo in quell'asciutto è uno dei punti migliori per me. Infatti anche con la pioggia recupero. Comunque Devon Butler sta rallentando paurosamente Ricciardo, E devo approfittarne adesso. Dai. Stando anche attento però, perché basta un attimo. Basta un sussulto per crollare.
Guarda Butler quanto sta andando lento. È incapace Butler sulla pioggia. Un uomo inutile sulla pioggia, Devon. Ok, baby. Dai, dai, vecchio mio. Codo lungo, lungo, lungo. Devo salvarla così, meno male. Stiamo guidando bene però, stiamo guidando bene. Non ci fa paura Devon. E neanche Daniel. Hülkenberg è vicino però, Guarda che lotta tra Ricciardo e Butler. Devo approfittarne. Dai, 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 che si può superare, Rick. Il distacco dal tuo compagno di squadra è solo che ho anche Hülkenberg. secondi. Mamma mia, siamo attaccati proprio. Non posso buttarmi però. Mamma mia, qua ho rischiato tantissimo. Il mio istinto era quello di buttarmi, ma era danno sicuro. Non riusciamo a trovare il pertugio. Dai, come devi trovarlo? Butler ha rallentato Ricciardo in maniera incredibile. Hülkenberg ci sta provando, ma anche il Cume chiude la porta. Dai, 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 dai. La batteria ha poca carica, riduci l'erogazione delle RS. Abbassiamo un po' le RS. Non riusciamo a trovare il pertugio. Dai, camera Butler come ci sta rallentando. E con la pioggia è dura sorpassare. Bella gara però. Tutte gare combattute. Sono là anche gli altri comunque. Non siamo così lontani a parte i primi due che vabbè. Sono abbastanza in foga o in fuga o in figa, dipende da Giancarlo, l'idolo. Ce la trovare qua. Questa è un'occasione. Attenzione. Mamma mia, la perdo. L'ho salvata per miracolo. E ci prendiamo la position. La prendiamo su Ricciardo. Che sorpasso, signori, che sorpasso. Mamma mia. Un pazzo Ricciardo però qua. Non c'aveva spazio per passare. Leclerc ha problemi. L'ha superato anche Butler. Charles ha problemi. E lo faccio, me lo pappo subito. Grandissimo come. Leclerc ha problemi. Charles ha problemi. E siamo settimi. Mamma mia. Momento importante del mondiale, dopo i due ritiri in posizioni non bellissime e arrivano le gare favorevoli, so cazzi. Problemi per Charles. Adesso Verstappen andrà via ovviamente, devo superare Devon però. Il distacco dal tuo compagno dietro di te è 3,7 secondi. Superare Devon a tutti i costi. Mamma mia, fiori, bellissime ste gare.
Il gioco è veramente sublime. Ok, bellissimo. Qua me lo posso trombare. Qua me lo posso trombare, Devon. Vara il porco. Che sfida col rivale. E beh, lo prendo. Il maestro della pioggia, il mago della pioggia c'è. Ok, baby. E adesso c'è Max. Gli sviluppi della macchina stanno andando bene. Poi tracciato favorevole, condizioni di pioggia. Meglio di così, onestamente. Non poteva andare solo cominciare a risparmiare, però. Ora risparmio carburante, altrimenti non arrivo a fine gara e tutto è vanificato. Ok, stiamo un po' di standard. No, magra anche no, vai. Attenzione, Verstappen rompe i maroni. Qualcuno sta andando ai box e siamo secondi. In seconda posizione, sono andando ai box anch'io, non le tengo più le gomme. 52 forse anche troppo, speriamo bene. Che volevo evitare il traffico, invece purtroppo tanti fanno la mia strategia e vanno adesso. Cazzo. Vediamo cosa riusciamo a combinare. Io sono convinto che possiamo fare veramente una grande gara, eh. Dai. Verstappen è a distanza. L'ho tagliata un po' troppo, ma non posso permettermi di fare queste cose perché le gomme non sono messe bene, quindi non ho la tenuta di prima. Dai. Ci stiamo girando lenti adesso. Stiamo perdendo parecchio da Valtteri. Eravamo anche a un secondo. Peccato. Anche Valtteri ai box. Tutti ai box. Ok. Tutti ai box, cazzo. Anche Verstappen. Speriamo non ci sia troppo traffico, cazzo. E intanto Valtteri. Lando è ai box per la sosta. Vai. Buonissimo, meno male. Ci è andata bene, dai, non dovremmo perdere troppo. Forse su Bottas avevamo anche recuperato qualcosa. La strategia di gara è completa. Adesso devi finire la corsa con queste gomme. Ok, strategia completata. Siamo quinti, ma qualcuno deve ancora entrare, quindi secondo me... No, forse siamo nella nostra posizione, sì. Però ho guadagnato su Verstappen abbastanza, per fortuna. Questo è positivo. E anche su Bottas. No, beh, ciao. Se vediamo con le gomme nuove potrei avere anche più ritmo della Mercedes, incredibile. La magia della pioggia, la magia del Q. Dai, adesso devo veramente le parti del tracciato le vado bene, devo farle perfettamente. Intanto per il momento nessun ritiro. Gara pulita. Mamma mia come ce lo stiamo mangiando Bottas. Calma, relax. La batteria ha poca carica, riduci l'erogazione delle RS. Possiamo fare il botto, nel senso buono del termine. Gara che come su MotoGP sta diventando iper favorevole. E con la pioggia ancora di più. Tanto giro record di Vettel.
Dai che andiamo. Dai che si vola. Il Sta distacco appena dalla vettura indietro. dietro di te è 3,4 secondi. Dobbiamo sfruttare ste gare dove andiamo bene. Vorrei la pioggia in ogni gran premio. No, mamma mia, qua veramente l'ho rischiata tanto. Qua l'abbiamo rischiata veramente tanto. Il carburante dobbiamo stare attenti, abbiamo ancora margine, ma stiamo attenti. Abbiamo un'occasione d'oro. Ha paura Valtteri, ha paura Valtteri. Valtteri ha paura adesso, signori. Valtteri ha il terrore negli occhi, anche se vedo solo il suo culotto. Mamma mia, se Valtteri ha paura. Questi sono i punti che dobbiamo far bene. Devo cominciare a togliere anche il carburante, perché vorrei superare Valtteri. Mamma mia, come stiamo girando bene. Come stiamo girando bene, Beppe. Attento, come non fare errori, non aver fretta. Mamma mia, il podio sembra alla nostra portata e non voglio dire niente, ma devo cominciare a recuperare carburante, se no non arrivo a fine gara. Stai tenendo un buon ritmo di gara, ma tieni conto che le gomme devono percorrere ancora una lunga distanza. Lo so, ho un'occasione d'oro, amore. Come stiamo girando bene. Dai che ce lo ciucciamo, Walter. Valtteri ce lo possiamo ciucciare ampiamente, salvo errori. Devo recuperare il carburante perché sono proprio... Sì dai, dovremmo farcela. Mamma mia, Bottas è qua. Valterone è qua. È sempre una Mercedes. Che bello quando guidiamo così tra Austria e Silverstone, comunque va a 2 gare strepitose. Non vorrei però mettere miscela magra, quindi recupera benzina, cara macchinetta. Ancora 10 giri però, lunghetta. E che lo fa adesso finché le gomme sono buone, poi faccio fatica. Forse vado lungo, mamma mia che sorpasso, la perdo. No vabbè, non puoi dirmi, no non puoi, no mi dispiace, questo è un sorpasso incredibile, l'ho rischiata, è andata bene, non esiste collisione, scusate, non esiste, sono fierissimo di quel sorpasso fatto, mamma mia che roba. Sorpasso mostruoso. Lo fa Verstappen nella realtà, lo fa il Cube nel gioco. Sorpassi pazzi. Vettel è al primo posto. Ragazzi, mancano 6 laps e l'obiettivo terzo posto non è impossibile. Questa è la gara perfetta, raga. La mia miglior gara della carriera in tutte le carriere di Formula 1 sotto la pioggia, difficoltà 90, con una McLaren che non è ancora a grandi livelli. Posso fare It's a Miracle. In un inglese perfetto e comunque si è ritirato il Grosjean. Abbasso un attimo il motore. Gasly è un osso durissimo, Gasly. Non tanto per la forza ma quanto per il rincoglionimento. Dai porcellone, dai Cube.
Sembra averne di più la Red Bull. Ci resta abbastanza carburante per un solo giro. O quantomeno nel momento topico non ce la faccio. La tensione sale, dai cazzo, è un'occasione incredibile. No. Mamma mia cosa ho salvato. Però ho perso. È il risultato meraviglioso il quarto posto, però c'è il rammarico perché era nelle nostre possibilità portare a casa il podio. Stai arrivando al limite dell'erogazione delle RS e perdendo energia prima della fine del giro. Diminuisci l'erogazione delle RS per evitare che accada. Maledetto Gasly. Sei all'ultimo giro. Final lap. Iper felice del quarto posto, ma anche iper scontento perché lo potevamo prendere il podio. Vabbè. Giro record di Leclerc. Alla fine perdiamo il giro record che è stato nostro per una 5-6 giri. Attenzione, yellow flag. Qualcuno ha rotto qualcosa, ma forse solo testa coda. Ti è andata bene Gasly, ti è andata molto bene. Non meritavo io il podio, ma va bene. Perché anche mettere meno benzina aiuta molto. Perché anche le gomme sono usurate, dovevo farlo prima forse. Va bene dai. Un po' rosico ma va bene. Certo, una gara incredibile. Quanto ho recuperato in sto punto? Non ce la fa comunque. Mamma mia, per quel punto là recupero tantissimo, infatti è il miglior settore. Attenzione, ancora una chance, ancora one chance. Quanto Hamilton vince la gara. Oddio. Il Cube si butta, ed è terzo all'ultima curva. Non ci credo, è podio alla fine. Bravo, hai fatto un ottimo lavoro, hai guidato davvero bene. Mamma mia, gara perfetta. Bravo Toto Wolff. Mercedes a vincere, che gara, mozzafiato. Ma cosa ha fatto Veneziano, raga? Dimmi Luca, a cosa è dovuta la vittoria di oggi? Quando piove è probabile che la gara sia imprevedibile e questo team lo è ha saputo stato. sfruttare al meglio le condizioni di oggi per piazzarsi saldamente sul gradino più alto del podio. Con queste condizioni atmosferiche è sempre un terno all'otto. Ma è riuscita a non commettere errori e a uscirne Lando vincente. decimo. Noi terzi, primo podio in carriera. I piloti si apprestano a salire sul podio per la cerimonia di premiazione. Eccolo qua, che carino che sono. Oggi è stata una vittoria di squadra, risultato di una prestazione eccellente a tutto campo. Congratulazioni alla Mercedes. Sì. Champagne! Dove sono io? Yes! Vediamo cosa è cambiato nella classifica piloti. E anche il giro record! Non ci Risultato credo. per Lewis Hamilton che aumenta il suo vantaggio in cima alla classifica. Allora Luca Filippi, chi sceglieresti come pilota del giorno? Direi l'uomo della pioggia. Sì, l'uomo della pioggia. Ha effettuato una splendida rimonta. Non è facile farsi largo nel gruppo. Primo punto per Lando Norris. Gran bella gara. Vediamo come si presenta ora la classifica del campionato Mamma mia, ha fatto anche il costruttori. fast alla fine. Mi sto inventando il capo lavoro. Per le mie medie, per il mio standard di giocabilità anche troppo, raga. Hai passato gli altri con grande facilità oggi. Qual era la tua strategia? Sì, andiamo avanti col motore. Oggi è andato Sì, tutto alla grande. sì. Avevate una buona strategia per la gara? Vai. Stai superando ogni aspettativa. Sì. C'è qualcuno o qualcosa capace di... Sì, vai. Come pensi che abbia influito il clima sul risultato di oggi? Ciao.
Ottimo, è tutto. Mamma mia, veramente sono gasatissimo, Faye. Sono iper gasato. Ok. Massacrati tutti. Grandissimo. Ma ragazzi, stiamo andando veramente mai cominciato una carriera così. Podio fantastico, ben fatto. Continua sì. Così fino alla fine della stagione. Mamma mia. Guarda come siamo saliti però di squadra. Questo si nota, raga, assoluto del comandante veneziano. La gara, perfetta. Ciao!